I conti non tornano, verrebbe da dire, a proposito del calcolo degli ettari di terreno da destinare in Veneto al Prosecco DOC. Secondo un primo conteggio, infatti, il tetto di ettari risultava già raggiunto. Poi, ulteriori accertamenti hanno portato alla luce la reale situazione. Dei 16.500 ettari destinati a vigneti di Prosecco DOC, solo 15.000 erano stati già occupati. La Regione Veneto però chiarisce subito la sua posizione. La Regione ha i dati perfetti, corretti e li ha forniti, sono noti, quindi da questo punto di vista abbiamo fatto il nostro dovere e questo lo confermiamo. Una differenza dunque di quasi 2.000 ettari nuovamente a disposizione dei produttori, un gap che l'assessore Manzato spiega così. Molti imprenditori hanno scelto anche produzioni diverse, hanno scelto di piantare pino grigio, hanno scelto di piantare moscato bianco e perché in quel periodo questo tipo di produzione aveva una redditività diversa. Adesso bisogna riallineare i dati e in qualche modo continuare la nostra strategia di intervenire sui mercati internazionali. Toccherà ora al Consorzio ricalcolare la suddivisione degli ettari in eccedenza, che saranno comunque assegnati ad aziende agricole già esistenti. Il rischio però potrebbe essere quello che molti buyer stranieri si rivolgano ad altri prodotti per il timore che l'offerta di Prosecco DOC non sia sufficiente a soddisfare la domanda. Dovranno fare un'analisi rispetto alla produzione e poi affrontare i mercati internazionali, ma se manca Prosecco significa che c'è una domanda fortissima, vuol dire che è un prodotto che ancora tirerà per molti anni.